ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui. Mi liberò, mi ha salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono, il mio scudo protezione, fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, perfetta grazia che dolce il sol che ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò, ero cieco e oggi io vedo, mi liberò, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, è come un fiume di vero amor. Grandiosa grazia, eterno amor. Buongiorno a tutti, pace nel Signore, benvenuti alla preghiera del mattino. La preghiera del mattino è un programma di Shea Damiti, Chiesa Evangelica Assemblea di Dio, Arca Missionaria Italiana. E noi siamo qui per la grazia e bontà del nostro Signore, per adorarlo, benedirlo e proclamare una buona notizia di pace, di salvezza e di vittoria. Perché la parola del Signore ci dice che in Cristo Gesù siamo più che vincitori. Buongiorno, che il Signore vi benedica abbondantemente. Io sono il pastore Victor Lopez, per la grazia di Dio sono il pastore della missione di Arca Missionaria della Shea Damiti e anche pastore del settore ecclesiastico 1, che è la provincia di Firenze. Vorrei mandare anche
Un saluto speciale a tutti i miei fratelli che si trovano in provincia di Firenze, ai miei fratelli di Scandici, della base missionaria Scandici e della base missionaria a Firenze, Porta al Prato. Che Dio benedica tutti i miei cari fratelli che cooperano e che sono con noi in preghiera, lavorando per il Signore e proclamando questo messaggio, che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Lui salva, battezza con lo Spirito Santo, guarisce e presto tornerà. E questa è la nostra speranza, è questo il messaggio che ci spinge e che ci fa continuare marchando, proclamando che Gesù Cristo è il Signore. Alleluia. Vorrei mandare un abbraccio anche ai miei fratelli dei settori ecclesiastici di Shea Damiti, quelli che sono al settore 02, che è la provincia di Pisa, il nostro caro fratello missionario Marco Lillo con la sua famiglia, che è responsabile per l'opera del Signore lì in provincia di Pisa. Un abbraccio al mio missionario Marco Lillo, Denisa, Enea carissimo. Un abbraccio a tutti i miei fratelli del settore di Pisa, sia Pisa Centro, in via Felice Tribolati 6, e anche a Monte Scerboli. Che Dio benedica Monte Scerboli Pomarante, i nostri missionari che operano in tutta questa provincia, questa bella provincia di Pisa. Che il Signore vi benedica, vi dia la grazia, la forza, vi aiuti. Noi abbiamo una sfida molto grande questo anno in provincia di Pisa, che è la ristrutturazione del palazzo a Monte Scerboli Pomarante, che sarà il palazzo di accoglienza per i lavoratori del Signore, per i servi del Signore che verranno operare per il Signore in Italia. E lì funzionerà la base del progetto del vivaio missionario, dove i ragazzi, gli uomini, le donne che hanno la chiamata missionaria, che hanno ministero, saranno preparati, formati. Ma quest'anno abbiamo questa sfida di ristrutturazione di quel palazzo. Pregate perché il Signore possa continuare provvedendo, sostenendo, aiutando con le sue mani stese. Per la sua grazia concluderemo quell'opera, come Neemia che ha ricostruito le mura di Gerusalemme. Noi, per la grazia di Dio, costruiremo quella missione per lode e gloria del Signore. Amen. Un abbraccio anche alla missionaria Jamili, che è lì a Monte Scerboli, e anche alla missionaria Carminha. Che Dio vi benedica nel nome di Gesù. Vorrei mandare anche un abbraccio ai nostri fratelli missionari che sono responsabili della provincia di Verona. Che Dio benedica missionario Giovanni, missionaria Dariana. Un abbraccio, e a tutti i miei fratelli che sono lì di quella base missionaria e di quel settore ecclesiastico di Verona, settore 03. Se volete potete seguire su Instagram, noi abbiamo lì tutti gli account, i profili di Instagram, e potete seguire ogni profilo di Shea Damiti e continuare pregando per noi. Abbiamo bisogno delle tue preghiere. Che Dio benedica nel nome di Gesù. Vorrei anche ringraziare il Signore per tutti i miei fratelli che cooperano, che collaborano, per i fratelli che contribuiscono, che sostengono la missione. Grazie della vostra offerta, della vostra goccia di amore. Che Dio possa fare moltiplicare nella vostra vita e nella vostra famiglia. Grazie di tutto che fate per l'opera del Signore. Se volete partecipare, se tu non conosci e vuoi conoscere questa missione, puoi anche vedere sul sito di Shea Damiti, che è www.sheadamit.com.
www.sheadamit.org www.sheadamit.org. Noi abbiamo il sito e potete cercare e continuare seguendo e vedendo quello che stiamo facendo. Ogni 3 mesi noi adesso avremo una novità che è o Infor News Sheadamit. Infor News Arca, che è un informativo della missione sia interna e esterna. Cosa voglio dire? Interna vuol dire tutto che noi facciamo come missione. Esterna è tutto che c'è da fare, le sfide nel campo missionario in Italia. Quindi in aprile noi avremo questo informativo che è come una rivista e potete averla sia su telefono come un archivio digitale come in cartacea, e sarà una benedizione perché tu che ami la missione, che ami il Vangelo, che ami evangelizzazione, sarà molto interessante vedere la realtà interna della Chiesa, tu che sei membro della Chiesa, e anche di vedere la realtà esterna della missione, che c'è tanto da fare, ok? Quindi ad aprile sarà disponibile la nostra rivista, che è l'informativo missionario Infor News Arca. E Dio benedica tutti nel nome di Gesù. Vorrei lasciare anche il nostro contatto di WhatsApp, che è il prefisso d'Italia 39 351 360 4320. Se tu vuoi contattarci, hai disponibile questo numero per contattarci, perché veramente sarà molto importante avere ricevere il tuo suggerimento, la tua richiesta di preghiera, la tua testimonianza. Molto bello sarà se riceveremo la tua testimonianza. E seguiamo con la parola del Signore stamattina. Vorrei condividere la parola del Signore con voi. Che si trova in Genesi capitolo 21. Genesi capitolo 29, versetto 31, dice la parola. Or l'Eterno, vedendo che Lea non era amata, aperse il suo grembo, ma Rachele era sterile. Così Lea concepì e partorì un figlio e lo chiamò Ruben, perché disse: l'Eterno ha visto la mia maledizione, perciò ora mio marito mi amerà. Poi concepì nuovamente
e partorì un figlio e disse: L'Eterno ha udito che io non ero amata, e perciò mi ha dato anche questo figlio, e lo chiamò Simeone. Ella concepì nuovamente e partorì un figlio e disse: Questa volta mio marito si unirà a me, perché gli ho partorito 3 figli. Per questo fu chiamato Levi. Versetto 35. Ella concepì nuovamente e partorì un figlio e disse: Questa volta celebrerò l'Eterno. Perciò lo chiamò Giuda, poi cessò di avere figli. Gloria al Signore. Noi sappiamo la storia di Giacobbe che scappa della casa del suo padre, della casa di Isacco, consigliato dalla sua mamma Rebecca di andare dal suo zio Labano, di tornare al suo paese, alla sua discendenza e rifugiarsi lì. E sappiamo che quando Giacobbe è arrivato in Padan Aram, ha visto Rachele. La Bibbia dice nel capitolo 29, dice così la parola. Egli stava ancora parlando con loro quando giunse Rachele che con le pecore di suo padre, perché ella era una pastora. Quando Giacobbe vide Rachele, figlia di Labano, fratello di sua madre, e le pecore di Labano, fratello di sua madre, si avvicinò, rotolò la pietra dalla bocca del pozzo e abbeverò il gregge di Labano, fratello di sua madre. Allora Giacobbe baciò Rachele, alzò la sua voce e pianse. Quindi Giacobbe fece sapere a Rachele che egli era parente di suo padre e che era figlio di Rebecca, ed ella corse a dirlo a suo padre. Quindi quando Giacobbe arrivò a Padan Aram, Giacobbe ha trovato Rachele e vide che, la parola dice, vide Rachele figlia di Labano, ma anche ha visto le pecore di Labano. Non ha visto solo Rachele, ha visto sia Rachele sia che le pecore. Ma va bene, c'era una strada di Dio per Giacobbe. Lui non rimarrebbe Giacobbe come non è rimasto. Molte volte noi viviamo e guardiamo una persona come se Dio fosse incapace di cambiarla. A volte noi vediamo una persona come se Dio fosse insufficiente, che non avesse potenza per lavorare nella sua vita. Giacobbe era figlio di Isacco. Giacobbe portava con sé una promessa. Ah, ma quello è nel Vecchio Testamento, è nell'Antico Testamento. No, no. La parola ci dice anche in Atti degli Apostoli, nel Nuovo Testamento, nella Pentecoste. Nella Pentecoste. Dice così la parola del Signore.
Alleluia. Atti degli Apostoli. Capitolo 2, versetto 39. Dice così la parola: poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Alleluia. Perché la promessa è per voi, ma anche per i vostri figli. Nel Nuovo Testamento questo. Quindi Giacobbe portava con sé una promessa. Siete d'accordo? Tu porti con te una promessa e tuo figlio è erede di questa promessa e i figli dei tuoi figli. Fratelli miei, la parola dice che Giacobbe veniva di una situazione agli occhi umani irreversibile. È come se lui non dovesse più tornare a Canaan. È come se la casa del suo padre avesse fosse finita, fosse chiusa, che la porta fosse chiusa. È come se non esistisse più. Ma chi può dire fine a Dio se lui è il principio e la fine? Gesù Cristo è sia il principio e sia la fine. Giacobbe arriva lì e piange, grida, è commosso, alzò la voce perché lui si sentiva perso. Ma Giacobbe portava con sé una promessa, sia quella che Dio ha parlato a Abramo, suo nonno, che Isacco ha ricevuto e che lui portava, come sia la parola che lui ha ricevuto a Betlemme. Quando lui arriva lì, lui arriva come un forestiere, ma trova nel posto Rachele. La Bibbia ci dice che Giacobbe è rimasto a casa di Labano e come sappiamo ha subito anche l'inganno di Labano, perché lui, la parola dice che quindi Giacobbe fece sapere a Rachele che egli era parente di suo padre, che era figlio di Rebecca, ed ella corse a dirlo a suo padre. Appena Labano udì le notizie di Giacobbe, figlio di sua sorella, gli corse incontro, l'abbracciò, lo baciò e lo condusse a casa sua. E Giacobbe raccontò a Labano tutte queste cose. Allora Labano gli disse: tu sei veramente mie ossa e mia carne. Ed egli rimase con lui per un mese. Poi Labano disse a Giacobbe: perché sei mio parente, dovrai tu servirmi per nulla? Dimmi quale deve essere il tuo salario. Ora Labano aveva 2 figli, la maggiore si chiamava Lea e la minore Rachele. Lea aveva gli occhi languidi, ma Rachele era avvenente e di bell'aspetto. Perciò Giacobbe amava Rachele e disse a Labano: io ti servirò 7 anni per Rachele, tua figlia minore. Labano rispose: è meglio che la dia a te piuttosto che darla a un altro uomo. Rimani con me. Così Giacobbe servì 7 anni per Rachele
e gli parvero pochi giorni per l'amore, per l'amore che le portava. Poi Giacobbe disse a Labano: dammi mia moglie, poiché il mio tempo è compiuto, e lascia che mi accosti a lei. Allora Labano radunò tutti gli uomini del luogo e fece un convito. Ma quando fu sera, egli prese sua figlia Lea e la condusse da Giacobbe, che entrò da lei. Labano diede inoltre la sua serva Zilpa per serva a Lea, sua figlia. L'indomani mattina, ecco che era Lea, allora Giacobbe disse a Labano: cosa mi hai fatto? Non è forse per Rachele che ti ho servito? Perché dunque mi hai ingannato? Labano rispose: non si usa far così nel nostro paese, dare cioè la minore prima della maggiore. Finisce la settimana di questa e ti daremo anche l'altra, per il servizio che presterai da me per altri 7 anni. Allora Giacobbe fece così, e finì la settimana di Lea, poi Labano gli diede in moglie la figlia Rachele. Inoltre Labano diede la sua serva Billa, che per serva a Rachele, sua figlia, e Giacobbe entrò pure da Rachele ed amò Rachele più di Lea, e servì da Labano altri 7 anni. Avete capito la storia? L'ingannatore Giacobbe è stato ingannato. Allora, cosa succede? Cosa succede che un ingannatore come Giacobbe ha un colpo, riceve un colpo che non aspettava. Perché il Signore sa lavorare. La via del Signore non è storta, la via del Signore è perfetta. Giacobbe amò Rachele, ma il padre di Rachele ha dato Lea. Lea, potete domandare, ma allora perché Lea ha accettato? Lea era ubbidiente e ha accettato quello che ha detto suo papà, perché come ben chiaro c'è scritto, Labano ha detto: l'abitudine del nostro paese è di dare prima la maggiore. Prima si sposa la maggiore, dopo la minore. Non si fa prima la minore, dopo la maggiore. Lui poteva dire quello prima, ma ha usato di furbizia. Ha visto che in quei 7 anni Giacobbe ha fatto fruttare sua terra, la sua terra, e ha visto che Giacobbe era un uomo bravo, in gamba, e ha pianificato quello. Che bello e che meraviglia che i piani di Dio superano i nostri. Che meraviglia che i progetti di Dio superano i nostri. Quando Giacobbe seppe che non era Rachele, lui si adirò, è andato da Labano a richiedere il suo diritto, ma non ha potuto far più niente, perché o accettava Lea e basta così, o accettava la proposta di Labano. E cosa fare? Molte volte noi ci troviamo in una condizione che diciamo: Signore, cosa hai fatto? No, Dio non ha fatto niente. Tu hai
cercato tutto questo. Ma Dio che è perfetto, alleluia, Lui è perfetto, buono e misericordioso. Lui prende la via storta e fa diritta. Ma il prezzo c'è. Dio stamattina sta dicendo: sopporta il prezzo delle tue decisioni, dei tuoi sbagli, ma Dio non ti ha dimenticato. La grazia di Dio ti raggiungerà stamattina per consolare il tuo cuore, per dirti che in questa disordine, non c'è un'altra parola, in questa confusione, Dio è al di sopra che organizza. Alleluia! Gloria! Molte volte noi diciamo: Signore, guarda la mia situazione, guarda che perché tu permetti. No, Dio no. Non dire che Dio ha fatto questo perché non ha fatto il Signore. Ha cercato te e hai trovato te. La tua preghiera non deve essere una preghiera: Signore, vedi questo mio suocero che mi fa male, vedi questa situazione, 7 anni che devo lavorare ancora, vedi tu. No, la tua preghiera deve essere: Signore, ho sbagliato, ma è questa la mia condizione. Signore, ho preso decisione sbagliata, ma vedi, ho bisogno di te. Tu potevi distruggermi, cancellare il mio nome, tu potevi, Signore, non compiere la promessa nella mia vita, ma io sono ora in questo imbroglio e non so come uscire. Io sono in questa fossa e non so come uscire. Io sono in questo pozo e non so come uscire. Fratelli, sta scritto: umiliatevi sotto la potente mano del Signore. Umiliatevi sotto la potente mano del Signore. Prepotenza, superbia, arroganza, orgoglio, niente di questo ti aiuterà. Spogliati di questi mantelli, di questa armatura umana e ti rivesti con il mantello di umiltà. Alleluia. Tu hai cercato, ma io non sono qui per dire la colpa è tua, perché tu lo sai. Io sono qui per dirti che ancora ha speranza per questo albero tagliato. La tua vita, la tua situazione è come un albero tagliato. Un albero che un giorno era grande, che tante persone si aspettavano belli frutti di questo albero e oggi guardano come te stesso ti guardi e ti vedi un albero tagliato. Ma io voglio dirti oggi, non solo che la colpa è stata tua, tu ti sei lasciato ingannare, i tuoi occhi hanno visto le cose e non il Signore. Tu hai deviato i tuoi occhi, tu hai visto la bella Rachele e hai visto le pecore di Labano. Come hai visto nella casa del tuo papà l'opportunità di essere al di sopra Esaù,
e lui era... E tu non avevi bisogno di fare quello che hai fatto. Fratelli, riconosciamo i nostri delitti, riconosciamo i nostri sbagli, perché la Bibbia dice chi confessa e lascia trova misericordia. Alleluia! Giacobbe aveva bisogno di confessare, ma non solo confessare, di lasciare. Ma c'è un orgoglio molto grande nel tuo cuore. Ma prega oggi e dice: Spirito Santo, leva questo orgoglio della mia vita. E la situazione di Giacobbe era molto difficile, perché non è stato solo inganato, non era solo un fuggito dalla sua casa, dal suo paese, come era anche un inganato adesso. Adesso è diventato uno che è stato inganato, imbrogliato dal suo socio. È finito lì la faccenda? No. Le conseguenze perdurano, continuano. E la parola dice che Giacobbe, invece di avere solo sua moglie Rachele, aveva adesso due. Lui voleva solo Rachele, è vero, ma aveva due. Rachele era amata e Lea non era amata perché Giacobbe non ha mai voluto Lea. Molte volte noi ci troviamo in una situazione che siamo messi in quella situazione. Ma Dio vede tutto. El Eroi è il suo nome, è il Dio che vede. El Roi è il Dio che vede. La Bibbia dice, or l'Eterno vedendo, ossia El Eroi, Dio che vede, ha visto Lea che non era amata. Perché a volte noi diciamo, Signore, di questi innocenti, alleluia, va bene Signore, ho sbagliato io, ma in questi innocenti, Dio vedi, Dio sta contemplando tutto. A volte è una nonna che piange per i suoi nipoti, a volte è un padre, una madre che piange per i suoi figli, perché la situazione del suo matrimonio non è così buona e causano danni ai figli. È una nonna che piange per i suoi nipoti perché i genitori non portano i nipoti in chiesa, non insegnano la parola ai nipoti. E ci sono tanti altri esempi. Ma io voglio darti questa parola. Lo Spirito Santo ti sta consolando che in mezzo a questo imbroglio, in mezzo a questa confusione, a questa vita di peccato, lontananza del Signore, Dio vede l'innocente. E in quella storia Lea era una innocente. E la parola dice che Dio ha fatto fruttificare. Ha fatto Lea fruttificare. Ha benedetto Lea.
Dio metterà a posto la vita di Giacobbe. C'è una valle che lo aspetta. C'è un conflitto più avanti che lo trasformerà. Dio sa come lavorare e non toccare nel lavoro di Dio. Lasciatelo lavorare. Perché a volte Dio comincia a lavorare e la persona dice: Signore, abbi misericordia. Signore, non fai così. Lascia che il Signore lavori. Signore, è tuo campo. È tuo campo. Non hai bisogno di chiedere misericordia perché Lui lavora con misericordia. Quando tu dici: Signore, io sono nelle tue mani, puoi essere sicuro che Lui lavorerà in te con misericordia, perché Davide ha detto: è meglio cadere nelle mani dell'Eterno, perché Lui ha misericordia. Quindi lasciate il Signore lavorare, perché Lui lavora con misericordia. E non vi preoccupate con gli innocenti, perché il Signore benedirà gli innocenti. E la Bibbia dice che Lea non era amata da Giacobbe e soffriva. Ma nonostante c'era la sofferenza, subiva la sofferenza, il disprezzo, il rifiuto, produceva. Era benedetta. Alleluia. Finisco stamattina dicendo: ti arrendi al Signore, mettiti in posizione di umiltà, riconoscendo i tuoi sbagli, perché questa situazione non ha cercato Dio per te, ha cercato tu stesso. Ma umiliatevi sotto la potente mano del Signore, perché al suo tempo vi innalzi, dice la parola. La promessa ce l'hai. Alleluia! La promessa ce l'hai. I piani di Dio non sono stati cancellati. Perché chi siamo noi? Chi siamo noi per fallire i piani di Dio? No. Riceve stamattina, uomo, donna, che tu che mi senti tramite questa diretta, i piani di Dio sulla tua vita continuano, non sono stati cancellati. E tu puoi dire: ma pastore, guarda che la mia vita ora non so come fare, vedi come io mi trovo, la mia condizione, la mia situazione. È come se non avesse verso, come se non avesse modo, come se non avesse soluzione. Un giorno, la Bibbia dice che la notte, il pianto dura una notte, ma al mattino viene il sole. La gioia. Un giorno per il Signore è come 1000 anni come un giorno. Ossia, il Signore può oggi trasformare tutto questo tuo dolore, come ha fatto nella vita di Giacobbe. Nella valle è entrato Giacobbe e è uscito Israele. È entrato Giacobbe e è uscito Israele. Non so quale valle tu passerai, tu passerai, ma ringrazia il Signore che ti ha preparato una valle di trasformazione, perché tu sia un Israele di Dio, non un Giacobbe. Tua vita cambierà. E non ti preoccupare con gli innocenti, perché magari la tua preghiera sia di preoccupazione, perché tu riconosci ma chiedi una soluzione dicendo: Signore, risolvi questo perché vedi gli innocenti. No,
Ci sono cose che Dio non risolverà ora, tu devi passare. Labano ha detto, ci saranno ancora 7 anni, tu devi lavorare ancora 7 anni. C'è un prezzo ancora. Alleluia. Ma in mezzo a questo uragano c'è il Signore. In mezzo a questa prova, a questa difficoltà c'è il Signore. In mezzo a queste porte chiuse c'è il Signore, la provvidenza del Signore. Perché Dio considererà la promessa che ti ha fatto e Dio considererà l'innocente. In questa storia sono queste 2 cose che Dio sta considerando: la promessa e l'innocente. Alleluia! Preghiamo. Padre nostro che stai nei cieli, santificato sia il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo sia sulla terra. Dacci il pane quotidiano. Perdona le nostre iniquità, come noi perdoniamo chi ci offende. Non ci lasci cadere in tentazione, ma liberaci dal male. Padre nostro, è nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, che vorrei chiederti stamattina di perdonare i nostri falli, i nostri errori. Riconosciamo e confessiamo, apriamo i nostri cuori e confessiamo che tutta questa situazione abbiamo cercato noi. Abbiamo sbagliato noi. Perdonaci, Signore. Perdonaci perché sappiamo che tu sei misericordioso e non ci lascerai perire con gli empi, ma ci riscatta dalla fossa, ci riscatta dal fango, ci riscatta, Signore, dalla prigione. Dove ci troviamo, ci riscatta, Signore, non ci lasci, Signore, perire, ma cambia la nostra situazione. Non vogliamo essere questo che siamo, ma vogliamo essere graditi a te. Oh Signore, dacci la tua grazia per sopportare le conseguenze dei nostri errori. Dacci la grazia per continuare e migliorare. Dacci la grazia per seguire sulla via della tua parola, nonostante il prezzo c'è, perché siamo consapevoli di quello che abbiamo fatto, creato, scelto, ma la tua parola ci consola, ci porta consolazione stamattina. Considera la promessa che ci hai fatto. Considera, Signore, la promessa che ci hai fatto, nonostante noi non abbiamo considerato, ma tu non sei come noi, tu sei grande. Considera la promessa che ci hai fatto quando eravamo ragazzi, bambini, la promessa che hai fatto ai nostri. Considera, Signore, la promessa che hai fatto quando eravamo lì in quella preghiera
quando eravamo lì in quel culto, quando servivamo. Vedi, Signore, queste persone che sono portatori di una promessa e che pensano che per causa della loro scelta e del loro modo di vita la promessa è stata cancellata, ma so, Signore, che tu lavori con misericordia e che tu puoi, Signore, salvarci. Tu puoi, Signore, cambiare la nostra storia, mettere diritta la nostra strada, la nostra vita storta, i nostri piedi che inciampano, le nostre gambe tremanti, i nostri cuori contaminati, la nostra mente rovinata. Signore, arriva nei nostri limiti umani e rivesti questo mortale e questo fallibile di potenza grazia, perché possiamo oltrepassare i confini della nostra umanità e seguire nello spirituale. Signore, vedi gli innocenti che hanno subito i colpi delle nostre decisioni. Tu li vedi e tu li consideri. La nostra preoccupazione oggi non deve essere sugli innocenti, perché Dio li vede. Ma la nostra preoccupazione oggi deve essere di non continuare ad essere chi siamo, perché tu consideri, Signore, la promessa, ma noi abbiamo bisogno di cercare il Dio che ci ha fatto la promessa, di tornare al primo amore, di ravvederci. Umiliatevi è la parola, Signore, come un vaso che il vasaio lo faceva, si spessò nelle sue mani. Così noi, Signore, fai in noi, Signore, una cosa nuova. Ti ringrazio, Signore, di questa parola. Ti ringrazio, Signore, per la vita dei miei fratelli. Ti chiedo di proteggerli, Signore. Benedice i nostri missionari, ogni base missionaria. Continua con noi, toglici dalle mani degli uomini, Signore. Aiutaci in ogni bisogno, sia con noi, battezza nello Spirito Santo, salva, guarisce. Signore, fa che gli uomini siano saldi sulla parola, le donne siano salde sulla parola, nel nome di Gesù, Padre. Benedice i giovani, gli adolescenti, i bambini. Continua con noi, Signore. Benedice le donne del gruppo di intercessione. Nel nome di Gesù ti ringraziamo. Amen. E Dio vi benedica, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio, nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo siano con noi, oggi per sempre. Noi diciamo amen. Amen. Lasciate il vostro mi piace e condividete questa diretta con altre persone. Pace a tutti.
sopra in mezzo a noi.